9 Matteus, 14 Pineiro, 15 Riccardo Milani. Prova all'Olimpia con Rafinha che va via sulla sinistra, mette in mezzo, secondo palla, gol! Il tocco di Christel e poi quello decisivo di Bazzanella sul secondo palo, 43 secondi. Poi scambia con Milani. Attenzione a Matteus che si gira bene su Christel, poi rimonta Christel e guadagna anche la rimessa laterale per l'Olimpia Rovereto. Movimento da perfetto pivot di Matteus, è stato poi bravo Christel a rintuzzare il numero 9 avversario. Vediamo Rafinha, prova col destro, palla finisce alta, dopo lo scontro con Amin Fakir, va via Christel sulla sinistra, pallone sul secondo palo, anzi è proprio sul secondo palo perché lo ha preso in pieno. Hassan per Fusari sulla sinistra, prova l'affondo, pallone respinto. Il sinistro, palla che rimbalza, poi Silon, attenzione, l'altro Milani, Tommaso, che ha tentato la conclusione, deviata in calcio d'angolo. Fusari, Festini, la parallela per Silon in mezzo, Fusari arriva in corsa e batte per la seconda volta Solosi, esattamente dopo 8 minuti ed un secondo. Rafinha, poi Christel, buon destro, buona anche la risposta. Calcio d'angolo a spiovere, Amin. Rafinha controllato da Mauri, il sinistro di Amin Fakir, deviato anche, calcio d'angolo. Ruba la palla Christel che poi la dà indietro a Rafinha, ancora Amin Fakir. Di nuovo Christel, a sinistra c'è il libero e riceve Bazzanella, si chiude il dialogo, attaccato da Hassan, Perego il tacco per Fusari, Hassan, 3-0, 17-19, ripartenza perfetta dell'Olimpia Rovereto, allarga Christel, la finta, il sinistro, il velo di Hassan, il poker dell'Olimpia. Fusari contro Milani, va via toccando Silon, il sinistro di Silon, vediamo la rincorsa di Amin, il tiro di Silon che riesce a metterlo dentro un secondo. Suona la sirena, primo tempo che si conclude con l'Olimpia avanti 5-0. Si torna in campo per il secondo tempo, si parte con l'Olimpia che è avanti 5-0 dopo il primo tempo. Poi Rafinha lascia l'incarico a Bazzanella, il sinistro bomba, bravo Cappelli a distendersi. Fusari dietro per Ceschini, 5 minuti trascorsi, il lancio di Ceschini e Silon con un colpo di testa alla Haaland mette sotto la traversa e infila il 6-0 per la doppietta personale. Tanto Claps riesce a far pervenire il pallone bene a Marazzi che salta Silon, poi Matteus questa volta trova Ceschini 2 volte, attenzione a Festini, messa di Amin che manda subito Rafinha verso la porta, la finta di Rafinha con la sua lata, è il 7° gol dell'Olimpia. Marazzi, Riccardo viene avanti con Fusari saltato, palla in mezzo per Tommaso, allora lo schiaffo di Ceschini e poi Festini, poi Amin affonda per Bazzanella dietro per Festini, rimpallo vinto da Tommaso che dà la palla a Riccardo ancora per Tommaso, il destro di Tommaso, la rimessa di Ceschini, lancio lungo, cercare Onzaka, l'anticipo di testa, poi Hassan, Onzaka, l'uscita, ancora Onzaka in mezzo, Hassan per l'8-0, da 18:46. Perego ancora, Mauri, alla larga, Sampaio contro Amin, Matteus, Perego, sinistro, Ceschini anticipa anche Mauri, poi ancora Hassan, rinvigorito oggi Hassan, attenzione il tocco per Festini sul secondo palo, Onzaka! Ed è il gol salutato
con più gioia dei giocatori dell'Olimpia Rovereto. Rimessa indietro con la sirena, l'Olimpia vince 9-0 con il Sans Milano.